Bella raga, ciao a tutti, raccomandone veneziano, vai su PES, Leeds Juventus, partita subito devastante. Io spero ci siano problemi di sincro, non so se solo in live, dopo anche, cioè nella premiera, dopo anche nel video normale, ma io non cambio niente, a volte sì, a volte no, ma non cambio le impostazioni, non capisco sto vaneggio sinceramente. Io mi scuso se c'è sta cosa, ma non dipende da me. Allora, Juventus, andiamo con Leeds ovviamente, e se avete potete immaginare, tanto ho cambiato la squadra, adesso abbiamo oltre a Rio Ferdinand e Rush anche Mark Viduca e Olivier Dacour, quindi già meglio. Allora, guardate la maglia, ha fatto il possibile ragazzi per renderla uguale, è fatta interamente da me, non sono riuscito purtroppo a mettere lo sponsor in obliquo, però vabbè insomma, dai. Curvo diciamo. Questa è la maglia della Juve ragazzi, è una maglia che ho amato, 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 mamma mia, stupenda. Ok, allora la Juve presenta Del Piero e Trezeguet come leggende, noi appunto Viduca, Rush, Olivier Dacour e Rio Ferdinand. Ok, calcio d'inizio, voglio la vittoria. Oggi ci spariamo 4 partite, sarà una premier lunga, ricca di emozioni e vi fa Giacomo Mazzocco, devo salutarlo perché Mazzocco veramente aveva tutto il record di utente più presente nella storia del canale dopo l'epoca d'oro Difficile veneziana. immaginare l'emozione dei giocatori Hell maggiori in un Road, episodio come questo. Il campo nel suo massimo splendore. I primi vai corpi raga, nutrosi, la consapevolezza di recitare sul palcoscenico e più si alto del parte, solito. Flex, Va in scena il maggiore spettacolo del calcio europeo per tutti. Dallas, E loro, i Mark giocatori, Viduca, lo attenzione, no, sanno. Viduchino no. Sanno che sarà dura, che il margine d'errore è minimo. Ma è solo a questa partita che devono Tanti mi hanno pensare chiesto loro. le leggende del Limite Borussia, e così con là, concentrazione però quelle devo crearle giusta per io e non vincere. posso creare delle Con leggende adesso caloroso che dopo ci sarà saluto Fabio Carrozza l'aggiornamento. e Luca Marchegiani. Tra un paio di mesi, quando uscirà PES nuovo, creerò Questo è tipo un palcoscenico veramente 62.809 impressionante, legend. preparandoci ad assistere a uno spettacolo Attenzione, indimenticabile. grandissimo Let's, vai Let's. L'attesa è finita. Accomodatevi in poltrona, perché il calcio che Szczesny, conta torna rinvio, finalmente con un nuovo Dacour, appuntamento. La partita ribattizato da inaugurale del Kurt. girone offre sempre diversi spunti, Fabio. È Rabiot, anche la prima occasione per attenzione, mandare un roba messaggio nostra, alle altre roba squadre di nostra. tutto. Una parte importante la giocherà il nervosismo iniziale, ma la voglia di cominciare bene il torneo sarà un forte Mi ricordo il grande incentivante per il portiere nuovo Martin del riformato. Leeds. Della Nigel Partita già Martin, in 13 corso nel gol, suo girone. Trezeguet, Trezeguet per CR, ma Luca, recupera secondo il te chi può Leeds. fare la differenza Glitch, oggi? Cristiano Ronaldo senza Rush. dubbio. È il migliore al mondo? Al momento credo di sì. Il migliore di sempre? Può darsi. Quel che è certo è che è un giocatore straordinario, in No, il migliore grado di di sempre è controllare Mark l'atmosfera Viduca, e disegnare rispetto per finalizzazioni quasi da Mark. metà campo. No, In partite come queste sa fare sempre la differenza. Sicuramente anche i occhio, compagni confidano nelle sue doti. ottimo Ottima direi. pressione la sua. Palla recuperata. Palla filtrante per Jan Rush. Niente, facciamo fatica. Juve è squadra Alessandro. solida, Prova a velocizzare il squadra gioco con la molto solida. verticalizzazione. La Juve. Cerca di pescare il compagno col filtrante. Il Cri. Riceve inoltre la David, Juventus. Il pallone mamma passato. mia, Ottima 13 parata del gol. portiere. Una parata Recupero, il portiere ha fatto un eccezionale. miracolo Ha avuto qua, un riflesso felino che pochi si inaccettabile. aspettavano. Forse nemmeno i suoi compagni. Quadrado. Arriva il cross di Quadrado. La Juve vuole i 3 punti. Allen Road. Ma il Leeds è una squadra rognosissima. Viduca di testa. Pjanic. Niente da Di fare. forza. Per il momento only Juve. Bentancur. Riceve la palla. Ocio. Cristiano E il Ronaldo. Cri. Mamma mia il Cri. Conclusione sul E fondo. c'ha il codino il Cri. Ma quando sembrava fatta, ha sbagliato. Il Cri c'ha il codino. Ma non so chi l'ha messo, però si è giocato da solo. Boh. Dacour. Attenzione con Costa. Costa, niente da fare. Il portiere la calcia lontano. Juve sta difendendo perfettamente. Phillips. Prova a cambiare Mark la situazione Viduca. con una giocata in avanti. Costa. La Juve recupera ancora, si è visto poco. Alessandro Del Il Piero. portiere la spedisce su. Pjanic. Il quadro. Bonucci. Bonni. Quanto mi piace Bonni. Che stronzone Bonni. Ma perché è venuto al Milan Bonni? Si mette Viduca. nel fisico e conquista il pallone. Se ne va. Prese gol.
Del Piero, bellissimo per Bentancur, Juve sta dominando purtroppo. Cerca il numero. Quadrado. Il Cross quadro, sul centro dell'area. roba nostra. Ma ancora Pjanic, Miralem. Rabiot, ancora miracolo. Il portiere ha reagito proprio Glitch. bene su quel pallone, era molto pericoloso. Ian Rush. Niente da Bentancur. fare. La Juventus si affida parecchio al gioco aereo. Cercare spesso 13. la responsabilità di creare una No, non ci credo, beffa atroce. Finché Mamma un mia. attaccante in area, provi a mettere il pallone al centro e incroci le dita. Rinvio 0-0 Elan Road, ma la Juve sta letteralmente dominando la scena. Entrambe le formazioni a riposo dopo 45 minuti in cui gli attacchi hanno sparato Seconda assai. frazione. Non una brutta partita in ogni caso. Non puoi sperare di vincere una partita se non tiri mai in porta. Va bene la prudenza, ma oggi le squadre stanno esagerando. 0-0 alla fine. Very compliment Elder Costa. Ah, erroraccio qua. Cri, Alessandro, mamma mia del Piero. Quasi goals. È uno che non si fa mai pregare quando si tratta di tirare in porta. Se c'è spazio a sufficienza però va bene. Viduca, mamma mia, Liz, neanche un'azione da gol, neanche un'azione, neanche una leggera azione. Niente di niente. Alessandro. Rabiot. Oliviero, dai Oliviero. Buono. Vai Arioschi. Phillips, entra Costa. Finalmente, prima azione Filtrante, non è riuscito però a concretizzare. per la compagine inglese. Manuale. Ha mostrato grande precisione e visione di gioco. Pallone lungo. Ma è dura Beppe, l'è molto dura. Scodella in avanti. C'è il dai e vai. Può colpire. Bellissimo gol. In rete. Si è visto poco Alex, ma appena l'ha presa a gol. Davanti alla porta. Tutto solo. Grande gol di Alex. Lo hanno lasciato troppo libero di controllare il pallone e concludere a rete. 1-0 Juve. Ma è riuscito a sfruttare al meglio un'imbeccata perfetta. Gran gol. Tifosi del Leeds impietriti, ma giusto così. Si ricomincia dall'1-0. Qualsiasi cosa abbia detto loro l'allenatore nella pausa, Gran ha gol di funzionato a Alessandro. meraviglia. La gioca in profondità. Intercetta il passaggio, pericolo. Un giocatore Vai, sempre bravo. in area di rigore, però deve Viduca, non riesce. Viduca veramente un po' impallato oggi Marco, Può concludere. È stato splendido l'intervento del portiere. una bella parata che risponde a una buona conclusione. Bravo estremo difensore. Bonucci. Niente, Juventus superiore, ragazzi, mamma mia. Bentancur. Ok, Scatta verso il pallone. Ennesima palla recuperata. ennesimo errore. Ma qui la manovra. Quadrado. Niente, Lungo passaggio in avanti. non riusciamo a trovare la smarrita via dell'azione, neanche del gol. Un'azione in 90 minuti. Giusto a Scatta perdere. verso il pallone. Bentancur. Può cercare il taglio in mezzo. Bentancur, entra in area. Tocco preciso. Mamma mia, è stato il rigore qua. Rabiot. Qui deve tirare. Migliore in campo dei nostri, il portiere. Gol del 2-0. Che delusione. Un altro gol avrebbe messo gli avversari. Non mi aspettavo una Juve così forte. Cerca l'uomo là davanti. Sulla destra. Niente. Risolve una situazione che poteva Non c'è diventare niente da fare. C'è la palla Inizia un po' così del Leeds, che più che altro non ha fatto vedere azioni degne di nota. Ma certo devono trovare la forza di reagire in qualche modo. Cristiano Ronaldo. Calcio d'angolo. Bella l'azione con il triangolo. Si sono fatti largo per due centrali con un bellissimo 1-2. Quando questa giocata riesce, per gli avversari difendere diventa difficile. Bravo portiere. Ma non riusciamo a prenderla, Mamma mia. Ah no, Fioi. Juve, grandissima impressione questa Juve, che vuole finalmente vincere la UEFA Champions League. Provato senza esitazione.
Dallas, dai, sarebbe bella la beffa atroce alla fine. Bello, mamma mia. Il pallone è stato colpito troppo forte. Disastro Leeds. Comincia male il Leeds. Ma non sotto la... Esatto, ci può stare la sconfitta in casa con la Juve, ma Bonucci. dopo aver giocato così male. Finisce qua, Del Piero decide la Si sfida. chiude la sfida, triplice fischio dell'arbitro. C'è grande delusione e anche un po' di sorpresa per questa Beh, no, sconfitta. sorpresa no, però. Ok ragazzi, andiamo, scusate, mi sono posto un attimo la maglietta dell'Atletico, quella del Monaco non l'ho trovata, direi qua è dura, però cominciamo con l'Atletico. Allora, purtroppo la maglia del Monaco, che volevo quella della Champions del 2003-2004, l'ho trovata, questa è quella dell'Atletico, Monaco, andiamo... Andiamo con quella, andiamo con questa qua. Non è che tutte le maglie di adesso fanno schifo, però... Vediamo chi c'ho, beh, Torres, Forlan e... Simeone. Ok, perfetto. Cazzo, però adesso che mi viene in mente... Arca, qua è stato un piccolo errore comendiano. Ci sono due Simeone probabilmente, uno all'Inter e uno all'Atletico. Bene. Questo è molto, molto eccitante come cosa. Beh, ogni tanto anche il Cume fa le cagate, quindi... Vabbè, li teniamo tutti e due, pazienza. Cioè, che palle però. Come ho fatto a sbagliarmi così? Insomma, forse che l'ho anche creato Simeone, mi sono ricordato che c'era già. Bene, perfetto. Chi c'ha il Monaco? Giulie, Petit, Bartes, Maicon, beh, Djorkaeff, basta, megoglione. Forte, però errore clamoroso. Ho messo la Lazio, non mi ricordo neanche dove cacchio l'ho messo, sì, vabbè. Forse all'Inter però. Ok, Benvenuti cari appassionati, immagino che siate ansiosi come noi. al Vanda Metropolitano. E Si parte. giocatori che scendono in campo per giocarselo al massimo delle loro possibilità. Joao Felix, Correa. Chissà cosa si saranno. Vai, corri Correa, corri. Ah, Correa, quello del Milan, il Milan, la pippa del Milan, Versalco. Forlan, mamma mia, ma recupera Fabien Barthez. Ottimo senso della posizione. Monaco squadra molto forte, Forse avrebbe meritato anche un gol. Cesc Fabregas. Maicon. Non si fa cogliere impreparato, interrompe l'azione avversaria. Scatta verso il pallone. Vai, Saul. vai Saul. Saul entra in area ma recupera benissimo la difesa monegasca. Impegno fondamentale. Ottima pressione la sua. Palla Vai Saul. Palla di nuovo verso Torres e il Nigno. Torres! Wow, ciofeca di Fernandino. Non c'è che dire, il portiere è rimasto lucido e ha reagito bene. lungo passaggio in avanti. Ecco Ben Yedder. No, 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 no. Roba mia, roba mia. Ma che cazzo? Simeone. Diego Pablo Simeone. Djorkaeff. Occhio. Pallone Ben Yedder. Ben Yedder, giocatore fastidiosissimo. Ha fatto tutta la perfezione. Versalco. Ma il portiere si è esibito Correa. con un intervento da manuale. Versalco. Felix. Forlan. Torres! Ancora Fabien, mamma mia. Che giocatore straordinario, che talento. Era sicuro di averla piazzata dove il portiere non sarebbe mai arrivato. Si sbagliava Fabio. Di testa! Sì, ma no, Felix di testa. Fuori di poco, sfortunati qui. Ha provato ma niente di fatto. Non si darà per vinto Fabio, ci riproverà. Vai che la sbagliano niente. Mostrano un buon controllo del gioco. Occhio, fuori gioco invece no. Ben Yedder. Gol. Ben Yedder segna. Monaco.
Mamma mia ragazzi, Gli hanno lasciato un sacco di spazio. non una gran giornata finora per noi, Giocata davvero molto intelligente. Bel gol. Torres e il Ninius. Ah, fallo del Ninius. Correa, perché così indietro? Boh. Ottimo, benissimo. Vai Renan, Renan. Di testa nessuno, avevamo due giocatori saltatori di testa fortissimi, la prendono loro. Decide di sfruttare la fascia. Sovrapponiti. Saul. Ottima giocata. Ottimo, Lodi. Buono per la sua iniziativa offensiva. E niente, c'è sempre il Monaco. Pronto, allontana il pallone. Simeone. Ah. C'è l'opportunità per il contropiede. La gioca a sinistra. Jorge. L'Atletico Madrid dovrebbe cercare di riparare le cose prima della pausa, anche se a volte è meglio Dai, approfittare del Fioi. riposo per effettuare gli aggiustamenti tattici necessari. Maicon. Djorkaeff. Vara. Mamma mia. Grande Yuri. Vai Correa. Correa si invola, ma un Atletico che non merita di perdere. Partita combattuta. Azioni dall'una e dall'altra parte. Forlan la perde. Petit. Ed ecco che arriva il fischio che decreta la fine del primo tempo. Finiscono così 45 minuti di calcio. Una prima parte non certo avara di emozioni, nonostante ci sia un solo gol. Dai Fioi, che possiamo pareggiarla. Perdere il Vanda sarebbe abbastanza pesante. Insistere nel loro modo di giocare, così possono ribaltare la situazione. Bravo Saul. Vai niente, Forlan oggi non mi sta piacendo, cioè non l'ho mai visto La praticamente. squadra in svantaggio non deve innervosirsi e gettarsi in avanti in modo scomposto. C'è ancora tutto il secondo tempo per ribaltare il risultato. Vardio. Ok. Fernando Torres. Torres la butta su. Dai Forlan. Oh, Madonna, Torres perfetto per Forlan. Il portiere Mamma mia che missile. Non poteva avanzare di più. In mezzo, vai Correa in mezzo per Torres. No, click. No! con grande sicurezza. Non ci credo. No ragazzi, Barthez è più buggato di mia nonna. Occasione fallita, è stato sfortunato qui. La difesa non sale. Diego Paolo. Non puntano sul fuorigioco. Ma secondo te hanno paura di farsi imbucare da lanci profondi? Correa no, ste robe da cioccolataio. Uno contro uno con il portiere. Se sbagliano un'uscita la possono pagare cara. Così prendono le misure anche a possibili inserimenti dei centrocampisti. Ok. Poteva essere un'azione importante. Versalco, no, Versalchino no. Simeone. Non meritiamo assolutamente di perdere, però Barthez è veramente fenomenale. Cambiare la situazione con una giocata in avanti. Cerca di contrastare la pressione dell'avversario. Niente. L'Atletico Madrid ha fatto bene in questa occasione. Deve continuare così. E in questo momento devono prendere dei rischi. Occhio. necessari. Che Giorca è Fiori. Grande parata di Non ci credo, le arriva proprio addosso. Finisce il pallone. E c'è il gol. Che gol, signori, che gol! Davvero un gol bellissimo questo! In contropiede Beffati così ancora. Che bello. Doppio vantaggio per loro. Il portiere è stato bravo sulla prima conclusione, ma non ha potuto nulla sulla seconda. Bel movimento e istinto della pace. La respinta è rimasta in zona pericolosa. E Torres. Niente. Non ne gira una. Non ne gira una. Libera al momento giusto. Ancora angolo. Beh, dura 2-0. Mamma Il portiere mia. controlla senza problemi. Incredibile, incredibile. Tutto apparato. Comunque belle squadre, anche Monaco e Atletico sarà dura per il nostro Leeds, eh. Raccoglie un passaggio dalle retrovie. Fallaccio. Brutto l'intervento. Fallaccio di Giuli. Sanzione. Cartellino giallo per lui.
Almeno un golletto, cavolo. Niente. La mette sulla sinistra. Opta per il lancio lungo. Bella apertura. Prime due partite disastrose, ragazzi, a livello di risultato. Niente, niente. Alza la palla in profondità verso il compagno. Roba nostra. Oblak, senza problemi. Felipe. La mette in avanti. Bravo, Fernando. Niente, non passa mai. Non passa mai. Ultimo passaggio impreciso. Buono questo. L'intenzione era molto buona, l'esecuzione un po' meno. E ovviamente fuori gioco. Peccato in offside da guardalinee. L'estremo difensore la calcia lunga. E il quarto uomo Dai, segna però. 2 minuti di recupero. Maicon. Finisce 2-0, incredibile. Mamma mia, oh. Che inizio disastroso. Questo girone ve l'ho perso tutte e due. Ah. Va bene. Adesso abbiamo gruppo F. Ok raga, andiamo. Newcastle, Bayern. Ok, divisa. Abbiamo due divise, Newcastle e Bayern. Perfetto. Schema di gioco. Abbiamo Cliver Schiele per Newcastle, Rummenigge, Robben, Lam, Beckenbauer, Lizarazu, Moteus, Ken, Ken, Oliver Kahn e Klose in panchina. Lam, che vai dai. Beh, Beckenbauer secondo me non passa niente, col back. Col Franzone, col Kaiser Franz, che non è Francone, non è vocina. Vai. Vediamo un po'. Vediamo di vincerne una perché ha fatto veramente un one disaster, One disaster. Avevo chiesto del Newcastle ufficiale, almeno poi ricordiamoci di togliere dall'Inter Simeone, non posso più modificarlo ormai, non capisco sto errore come andiamo. Molto molto grave. Anche voi sarete eccitatissimi. Chissà cosa si saranno detti negli spogliatoi, quali incoraggiamenti Attenzione si Rummenigge, quali paure. Karl-Heinz Rummenigge. Il ricordo della scorsa edizione e del trofeo che si alza è ancora vivido. Ma ora è il momento di pensare al presente, di affrontare già la Vai Lothar. con un unico obiettivo. Quest'anno, amici, leva. Palazziamo noi. Rummenigge. Ah, niente da fare, dai che non posso perdere la terza di fila in un video, dai. Rummenigge. Vecchio torneo, nuova edizione. Robben. No, Robben, no, RJ, perché lui è RJ, ricordo. Solo pochi istanti al calcio d'inizio. Fa paura un po' l'attacco del Newcastle, fa un po' paura, ma va bene. Noi siamo il Bayern, abbiamo un squadrone. È del tutto normale, ogni grande avventura inizia con Fallo. i nervi tesi. Una volta in campo Rummenigge, e niente, fuori gioco. Niente, proprio oggi, boh. Oggi il gioco ha deciso che devo perdere tutto. Luca, secondo te chi sarà il giocatore chiave della partita? Robben, se devo scegliere un giocatore singolo è sicuramente lui. Il sì. Il sinistro è davvero insidioso e per i difensori è davvero molto difficile riuscirlo a marcare. Vai raga. Buon giocatore, non c'è dubbio. Dai raga, sveglia però. C'è la palla lunga in avanti. Ok. Niente. C'è il lancio lungo. Thiago di forza. Partita collosissima. Cerca il pallone filtrante, ma c'è il recupero della difesa. Partita ipercollosa. Giusta, gli è mancata la sensibilità nell'esecuzione del No. gesto tecnico. Mamma mia, Boateng. Thiago. Müller. Sicuri in fase Niente. di palleggio. Scodella in avanti. Niente di fatto, azione. Thiago. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Niente.
Non c'è stato praticamente un tiro in porta. Le E squadre infatti, sono partita piuttosto sottotono. oscena. Il Bello. direttore di gara decreta un calcio di punizione. Bello, bello, bello. Una cosa bella finora sono le magliette di questa partita obbrobriosa. Ok. Con grande sicurezza. Decide di sfruttare la fascia. Sulla fascia, è libero. Occhio. Mamma mia che... Sì, ma perché Ken? Ma perché mi viene in mente Ken? Ma cioè, vabbè, ma sono incredibili. Oggi sono più rincoglionito del solito. Grande Khan. Grande miracolo di Oliveretto Khan. Robben. Che poi è stato uno dei miei portieri preferiti, me lo ricordo, Khan. Faceva cagate assurde, ma anche miracoli inaccettabili, piaceva troppo. Da piccolo, poi da piccolo amavo il Bayern perché ho sempre amato Jürgen Klinsmann. Cazzo, a questo punto creiamo al posto di Simeone, ci creiamo Klinsmann e lo mettiamo al Bayern, cazzo. Ho deciso. Così in diretta, per la prossima c'è. Cioè non posso non mettere Klinsmann, adesso che ci penso, non ho messo Jürgen. Lancio lungo del portiere. Shearer la gioca sulla Attenzione a destra. Shearer, però ragazzi veramente facciamo una fatica atroce. Ottimo dribbling. Pallone in mezzo. Grande Khan. Oh! Khan vola. E il primo tempo finisce qui. Il grande Olli, dai. Prima parte di gara senza reti. Si ripartirà dallo stesso risultato. Schema di gioco. La difesa fino a qui è stata perfetta, non ha praticamente consentito mai agli attaccanti di giocare. Scusate. Stanno facendo davvero molto bene. Mettiamo Miro. Sullo 0-0 e dunque E con Miro segniamo. Passa la Miro e ci abbracciamo. Vai. si parte per la seconda frazione di gioco. Una delle Dai due Lothar. squadre ci ha fatto vedere un Müller la mette in mezzo, forse, vediamo, Müller. giocano come nel primo tempo, credo che porteranno a casa la vittoria. Oh, dopo non riusciamo Provano a ripartire a giocare, da dietro. incredibile. La spinge in avanti. Attenzione buco. No, non ci voglio credere. Chance per tirare. Un gol capolavoro. Errore osceno di Khan. E Alan Shearer con una testa un po' curiosa. Gol facile per lui. La difesa non può permettersi di lasciare tanta libertà a un giocatore come Con lui. Shearer potevano farlo un po' meglio forse, eh. Non ho parole. Ne prendiamo tutte oggi, eh. Lam e Khan sbagliano. Tipico errore di Oliver. Bene. 1-0 dunque. Chi altro poteva sbloccare il risultato? È davvero la Scioccante, sono scioccato ragazzi. Prova l'incursione in avanti. E Alan Shearer lo segna. Beffa atrocissima, beffa atroce come poche. Kluivert, questa palla è per lui. Giornata da dimenticare oggi, eh? Sarà comunque rimessa in gioco con le mani. Kluivert dimostra di saper fare anche il difensore. Gli alti ritmi di gioco e la capacità di ripiegare quando è necessario sono tra le migliori qualità di questo giocatore. Ok. Robben. Dai Robben, dai Robben. La gioca in profondità. Una buona palla, spazio per cercare il varco. Prova la giocata di fino. Lisa Rasu. Centro. Niente. Libera al momento giusto. Ok. Robben benissimo. È libero di creare pericolo. Dai, almeno un pareggio, no? Close! Niente. Bella l'azione, anche se Oggi total disastrum. Davvero ottima l'azione sulla fascia laterale e grande l'occasione che sono riusciti a creare. È chiaro che la
si può lasciare crossare con tanta facilità. Vara l'errore, vara l'errore. Schiller. Kluivert, gol. Sì, Non so che dire oggi, non so veramente che dire. sulla partita. Oggi non ne stiamo vincendo mezza, neanche una, neanche, cioè mezza, neanche un pareggio. Si è inserito molto bene nello Klose. spazio e ha concluso con freddezza. 2 gol di vantaggio e partita in discesa. Si trovano nella posizione ideale per chiudere l'incontro. Kluivert e Schiller, ragazzi, le due leggende ci hanno punito. E noi con un po' di squadra non riusciamo neanche a fare un gol. Klose! Non ci credo! E ha fallito una buona occasione da gol. Non ci credo, anche il palo, scandaloso. Finora non ce l'hanno fatta. Ma neanche proprio gol, proprio niente, Si fiori. fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Pallone lungo in verticale. My God. Müller. Klose. Miro Klose, è entrato bene comunque. Robben. Niente. Disastro assoluto, eh? Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Klose. Fallo non fischiato, ovviamente. Ecco Kluivert. Ottimo il fraseggio. Pallone filtrante a superare la difesa. Può andare in rete. Passaggio sulla destra. Bel gesto tecnico. Ecco il cross. Il gol subito. Così ci ha distrutto. Matteus. Thiago. Dai, almeno un golletto. Dai Klose. Prova il tiro. E Klose mette almeno il 2-1. Proprio allo scadere hanno trovato un gol pesantissimo. Serve a Un poco gol però. facile, anche troppo direi. Il movimento a liberarsi è stato eccellente. La palla è arrivata giusta dove Che la voleva. delusione, mamma mia. Perdiamo anche questa. Dunque la sfida con il fischio dell'arbitro. Volevano iniziare al massimo questa stagione e questo torneo. È un risultato importante per la classifica. Ma e stai per il morale. zitto. Eccoci qua Luca, allora qual è la tua opinione sulla... E in Inter Valencia volevo mettere l'Inter, ma ragazzi il Valencia è troppo ghiotto. Schema di gioco però. Vedi la cagata. Mettiamo. Ok. Ecco almeno. Dopo lo toglieremo. Ok. Partecipanti. Comunque l'Inter lo userò spesso perché è bellissima da usare uno squadrone. Qua mettiamo Valencia. Divisa. Perfetto. Davide Viglia, Pablito Aimar, Gaizka Mendieta, Ronaldo Vieri, Zanetti, Bergomi, ok. Possiamo andare. Adesso però col Valencia voglio vincere, ragazzi, perché c'è un conto. Insomma, vaneggiare, far 3 sconfitte di fila clamorose di come l'ultima, cioè proprio beffa iper atroce veramente, perché tutto avrei pensato ma no di perdere così. Vai. Benvenuti cari appassionati, immagino che siate ansiosi come noi di vivere la magia. Si comincia, raga. Inter Valencia, una grande classica dei primi anni degli anni 2000. Anche voi sarete eccitatissimi. Saverio, Chissà cosa si saranno detti negli Bergomi. incontri, quali incoraggiamenti si saranno scambiati, quali paure avranno condiviso. Questo era il fenomeno che abbiamo visto che è un po' forte, adesso c'è anche Vieri Mendieta, però noi abbiamo Gaizka. Ma ora è il momento di pensare al presente, di affrontare già la prima partita con un unico obiettivo. Quest'anno, amici. Sensi, basta, adesso. Attenzione Sensi. Questo è il Giuseppe Meazza E il pagliasso, Pablito Aimar, cerca di recuperarla ma non ce la fa. Nuova edizione, stessa Occhio. di emozioni. Allacciate bene le cinture, mancano solo pochi istanti al calcio d'inizio. La partita inaugurale del girone offre sempre diversi spunti, Fabio. È anche la prima occasione per mandare un messaggio alle altre squadre del Ma gruppo. non avevo messo anche Ayala? Una parte importante la giocherà il nervosismo iniziale, ma la voglia di cominciare Ormai bene il torneo ciao. sarà un C'è forte anche Ayala, incentivo per boh. entrambe le formazioni.
Nel frattempo la gara è iniziata. Grande Mendieta. Ottima pressione. Pablito Aimar. Palla recuperata. Lungo passaggio in avanti. Christian Eriksen. Dai Fioi però. Lotta a perdere Bravo l'equilibrio. Mendieta. Torres. Recupera Eriksen. Bobaldo. Pericolo in- c'è il tiro. E c'è il gol dell'Inter. Christian Vieri punisce. Prima di Boh, oggi non si può giocare, Gol di Bobo. Non ha sbagliato, ha battuto il portiere, freddissimo. Non c'era alcun dubbio che avrebbe segnato. No, ma perfetto. Facile tutto quello che fa. L'Inter segna il gol che sblocca la gara. Oggi le stiamo perdendo tutte. No, ma veramente è disumano, Ieri cerca il tocco filtrante. Non è stato servito bene qui. Mendieta. Aimar, Torres. Scodella in avanti. Viglia. Dai Viglia, il meraviglia. Viglia meraviglia, niente. No, sono sconcertato. Fa Sono avanzare sconcertato. l'azione con il lancio lungo. E passa. Prova a verticalizzare. Pallone intercettato tempestivamente. L'azione poteva diventare davvero pericolosa. Vai Rodrigo. Questa Zio tentazione che? va a buon fine. Gli avversari No, fanno non ne va la una. guardia e forse è mancata anche un po' di inventiva di passaggio. Sensi. Vedrai. Ci mette il fisico. Vai Mendietone, e vai questa è Mendietone. Ottima Provaci. incursione per vie centrali, ma è da solo. Sulla fascia, in profondità. Palla di nuovo verso il centro. Buono, vai Rodrigo. Può tentare la conclusione. No. Non possiamo neanche pareggiarla. Bene. Non si fa. Era lì, a 2 passi dal bersaglio. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Christian Eriksen. È davvero una Attenzione buona Ronaldo. allarga il gioco a destra. Saverio. Palla in mezzo. Bravo portiere, ma boh. Non capisco tutte queste difficoltà. Brozovic. Barella. Beh, non aveva scelta in questa occasione. Lo hanno marcato molto bene, non si è Rodrigo potuto contro praticamente la difesa schierata, benissimo. Bella apertura. Viglia. Vai David. Ferran Torres. Ma porco. E il primo tempo finisce qui. Finiscono così 45 minuti di calcio. La prima parte non certo amara di emozioni, nonostante ci sia un solo gol alla referto. La squadra sta Total facendo disastrum. un ottimo movimento senza palla, i passaggi sono precisi. Nessuno Mi ha sto paura di- innervosendo. Vantaggio importante, anche se minimo. Nemmeno il tempo di concludere l'analisi e siamo già nel secondo tempo. I giocatori devono continuare a fare la loro partita e pensare di essere ancora sullo 0-0. Nessuna delle due parti può allentare la concentrazione proprio adesso. Fioi. Barella. Rodrigo. Passaggio in avanti nello spazio. Disastrum più assoluto. E si continua. Palla lunga in avanti. Prova la soluzione in fascia. Sono senza parole veramente, perché cioè perderne tutte e 4 mi sembra ridicolo. È lanciato in Gaia. ma la difesa ha chiuso bene. Vai Gaia. Ma non così, dai, era facile sto passaggio. Dai. Bergomi. Pallone lungo in verticale. Sì, l'Inter comunque, Mostrano ragazzi. un buon controllo del gioco. Arriva Christian Eriksen. Tocco preciso. Momento un po' concitato della partita. Le squadre non riescono a mantenere il possesso della palla. Mendieta recupera finalmente dopo 10 anni, recuperiamo palla. Lungo passaggio in avanti.
Ennesima palla recuperata. Va bene. Tiki-taka interista. Brozovic. Un solo gol a referto fino ad ora cruciale. E così siamo evidentemente sull'1-0. Posso fare niente. Christian Eriksen. Vai Mendietone, Mendietone se ne va. Vai Gaizka, Gaizka, Gaizka contro tutti, Mendieta se ne va, Mendieta se ne va, Mendieta se ne va. Niente. Ha messo alla prova il portiere. Sembrava aver sorpreso il portiere, ma lui ha risposto con un intervento d'applausi. Beh, cross. Niente. Tenta di allontanare il pallone. E perde palla anche Prova a Mendieta. giocarla in profondità. Ronaldo qua fa un numero che non ci ho capito niente. Brozovic. Inter fenomenale, noi disastrosi. Rapido qui il difensore. Ferma il cross ma concede l'angolo. Partita da dimenticare. Mi aspettano i traversoni. Para con grande sicurezza. Va via di forza. Sensi sul pallone. Non riesce a mantenere il possesso. Vai, per piacere, proviamoci almeno. Qui dovevano chiudere la partita e non Vai c'era Pagliasso. E il Pagliasso, il Pagliasso, il Pagliasso si invola, il Pagliasso si invola. Nessuno lo ferma, nessuno lo ferma. Può concludere. No, vabbè, ma dai, ma tutte fatalità fuori. Si propone spesso in avanti il Ah, il gioco va così. se riusciranno a capitalizzare le occasioni che creano. Prova a velocizzare il gioco con la... Poi l'Inter ha fatto 2 errori, miracolo prima di Andanovic e poi cagata di Neymar, bene. La vittoria nelle loro mani, aspettano solo il fischio dell'arbitro. Ultima possibilità. Difesa molto distratta. No, ma era per me. Non possono Va permettersi bene, di va perdere bene. la concentrazione così. Sensi. Christian Eriksen. Bello, tutte sconfitte. Della sfida, Non ho parole, guarda. un'ottima prestazione. Non ho veramente parole. Prossimo girone, è proprio l'ultimo quello del Milan, cazzo. Liverpool, Napoli, PSV e Leverkusen. Raga, sotto il conto del veneziano sono leggermente incazzato. Ciao!